Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con Trieste in diretta che chiude questa settimana. Quest'oggi parliamo di musica e parliamo di teatro. Nella seconda parte sarà con noi Giacomo Seguglia, che è un giovane attore triestino. Nella prima parte è con noi Elisa Manzutto, che è una giovane musicista e direttore artistico della stagione concertistica di Euterpe. Credo che messi insieme gli anni di Elisa Manzutto e di Giacomo Seguglia non fanno i miei, quindi mi sento anche un po', come dire, sento il peso degli anni, ma comunque insomma non fa niente. Allora, intanto grazie per essere tornata. L'ultima volta ci siamo parlati, per modo di dire, nel senso che ero in mezzo ai monti. Era un collegamento che andava e veniva, ma insomma qualcosa abbiamo portato a casa. Dai, purtroppo dalla Valpusteria la strada è lunga e ci sono alti e bassi nella ricezione, quindi ogni tanto... Perché tu abiti su? Io abito a Bressanone, dove sto studiando per la laurea magistrale trilingue in musicologia e la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Bolzano, però la sede è a Bressanone, quindi per motivi di studio... E lì è Pusteria? No, Val di Sarco. Ah, ho capito. Quella volta il collegamento era in Pusteria. Esatto, perché io stavo tornando a Trieste e quindi ero nel bel mezzo dei monti. Per capire ancora meglio una cosa, poi dopo parliamo invece di cose più serie. Rispetto alla Val Badia, dove sta? Parallela. Io ho passato in Val Badia una delle più belle vacanze che io ricordi nel 1985, quindi figuriamoci. Vabbè. Allora, parliamo di questo concerto che è in programma sabato 27 maggio e chiude la stagione di Euterpe. Io direi magari, prima di arrivare al concerto, che ha il titolo particolare Riflessioni percussive. Ma come ci arriviamo? Pian piano parliamo un po' di Euterpe, di questa stagione, che cos'è, quando, a che numero siamo arrivati, eccetera. Un po'. Allora, Euterpe nasce nel dicembre del 2016 da una mia idea all'interno dell'associazione Famiglio Maghese di Trieste. E a quel tempo poi questa mia idea era stata accolta dal consiglio direttivo e quindi è iniziata proprio la stagione nel 2017. Quindi in realtà questa sarebbe la 7ª edizione, però ahimè a causa del Covid ecco, la stagione 2021 non è potuta essere messa, diciamo, organizzata perché chiaramente la pandemia ci ha impedito, insomma. Quindi io sono contenta che poi nel corso del tempo questo tipo di attività musicale sia ripresa, perché temevo lo stop, come è successo per tante altre realtà musicali. E invece è ripresa, si è spostata di sede nel frattempo, prima all'interno della ginnastica triestina nella sala Rovis, e da quest'anno invece insieme con il presidente della ginnastica triestina Massimo Varrecchia abbiamo pensato di portare la stagione fuori anche nel centro città. Infatti gli ultimi 3 concerti di questa edizione si sono tenuti e si terrà l'ultimo presso la sala Piccola Fenice di via San Francesco, che è una sala bellissima con un'ottima acustica, e quindi aspettiamo che il pubblico accorra. Sulla questione dell'acustica, ti interrompo subito, poi riprendiamo il filo. Tu mi dicevi che un conto è, per valutare l'acustica di un luogo, un conto è suonare, un conto è essere pubblico. Esattamente. Allora, io ho suonato anche più volte all'interno della Piccola Fenice, e la cosa principale è che io, suonando l'arpa, ho una percezione del suono, perché sono vicina allo strumento. Un conto è invece quello che il pubblico sente, perché non è così vicino, cioè le prime file magari sento in una maniera, però in fondo si sente in un'altra, quindi bisogna un po' valutare e quindi magari provare a suonare, e chi
chi ascolta, magari chi è addetto ai lavori, può farsi un giretto per la sala e sentire. Intanto capire. Ma per esempio, ecco, quella sala è una sala, uso il termine da intendersi in senso positivo, un po' spoglia, cioè non ci sono arredi, non c'è legno, quindi di solito, ma questo, ripeto, è quello che io ho captato, insomma, di solito il legno aiuta. Aiuta sicuramente, aiuta molto. Però quella ha un'acustica proprio sua probabilmente. Esatto, un'acustica sua, poi ci sono dei tendaggi fonoassorbenti che aiutano, certo, tutto l'insieme dell'acustica, però devo dire la verità che la resa è proprio della sala in sé, della struttura architettonica. Ecco. Probabilmente sì, perché infatti quello era un teatro nei tempi Edaghe. Io mi ricordavo che andavo a vedere le commedie del Körda, si chiamava all'epoca, quindi parliamo veramente di parecchi anni fa. Allora, quali sono le caratteristiche della stagione di Euterpe? Allora, cioè, ogni anno è differente? Sempre differente, perché io sono curiosa di nascita e quindi a me piace esplorare quello che è il panorama musicale triestino. Talvolta sono andata ad attingere anche fuori, diciamo, la città di Trieste, ma per lo più mi sono fatta un'idea andando soprattutto ai concerti che organizzavano il mercoledì sera il Conservatorio Tartini, quindi io andavo ad ascoltare e poi quello che mi colpiva particolarmente, quello che mi dava delle suggestioni diverse o comunque che mi interessava di più, magari contattavo l'artista che si era esibito e poi si creava la stagione. La stagione nasce come? Nasce con l'intento di dare un palcoscenico dei giovani artisti, delle giovani promesse, dei talenti del panorama triestino. Poi nel corso del tempo, chiaramente come tutte le cose, Euterpe si è evoluta e anche qui abbiamo ospitato gruppi come i Lumen Harmonicum che fanno ricerca invece. Più volte abbiamo ospitato anche ragazzi che studiano in conservatorio ma che provengono da altri paesi, quindi per aprirsi un po' a quello che è la cittadinanza attuale, che è multiculturale. So che conosco la risposta, ma ugualmente formulo la domanda. Io personalmente non riesco a capire, cioè la musica quella è, no? Lo spartito è quello. Come si colgono dove, mettiamola così, si colgono le differenze nell'esecuzione di un brano? Perché voglio dire, vabbè, che questa forse, poi dopo ne parleremo anche con Seguglia di questa cosa, perché forse è una mia mania, nel senso che per me quello che è scritto e non si può modificare. Desumo che questo capiti anche per quello che è scritto su un pentagramma, però è anche bello modificarlo, rimanendo all'interno però di un'analisi, come posso dire, storiografica e insomma, che sia corretta, ecco. Però come si colgono le differenze? Cioè come si colgono le differenze che in alcuni casi mi pare esistano anche a livello di tradizione, che so, italiana, piuttosto che tedesca, piuttosto che ne so, russa o altro? Beh, innanzitutto dipende dall'insegnamento tecnico che si riceve, perché ci sono anche varie tecniche per suonare gli strumenti musicali, e poi dalla sensibilità dell'artista, quindi un piano può essere interpretato in una certa maniera piuttosto che in un'altra. E poi ci sono dei repertori, come per esempio il repertorio che più mi riguarda da vicino, cioè il repertorio per l'arpa irlandese, nel quale viene lasciato molto di più libero spazio all'interpretazione dell'artista, quindi chiaramente c'è una linea melodica scritta, però poi l'arrangiamento e quindi la costruzione di quello che poi il pubblico va ad ascoltare è lasciato alla cura appunto del musicista che va poi a esibirsi in pubblico. E quindi ci sono dei repertori che sono anche molto più liberi rispetto a altri invece in cui il repertorio più classico, diciamo la musica d'arte, così detta la musica colta, ecco, è molto più diciamo codificata e quindi molto più difficile riuscire ad uscire. Chiaramente poi la sensibilità dell'artista gioca un ruolo importante. Questo, come dire, si collega a una cosa che io sempre, si collega in modo, come dire, parallelo ad una cosa che io ho sempre pensato, cioè che
l'espressione classica dell'arte, sia essa pittura, sia essa musica, forse anche cinema, bisognerebbe analizzarla meglio da questo punto di vista. Comunque l'espressione dell'arte classica, essendo molto più codificata, è meno libera per quanto concerne la fruizione del pubblico, cioè io per conoscere meglio un'opera d'arte classica devo conoscere gli stili, devo conoscere tutto, un'opera d'arte contemporanea mi consente probabilmente di essere più libero nell'analisi. Ma è una mia idea questa, devo un po'... Ogni tanto qualcuno mi dice di sì, probabilmente per lasciar cadere l'argomento, tanti invece me la contestano, ma io ho questa percezione, non lo so. Potrebbe essere, allora, diciamo che comunque per seguire un'opera anche lirica, non per dire solo mi piace o non mi piace, sì, no, ma perché... chiaramente per avere, diciamo, un parere critico, lo studio della musica è necessario, se non fondamentale. No. Però chiaramente ci sono dei brani musicali, così come delle opere, che hanno dei messaggi, contengono dei messaggi così contemporanei che giungono in maniera molto spontanea anche all'ascoltatore, e quindi anche noi, pubblico, li sentiamo più vicini al nostro modo di sentire rispetto magari cose che sono legate a un passato troppo lontano. Ecco. Quindi dipende un po' da quello che è il background culturale, sicuramente, dell'ascoltatore, dipende da quanto uno è aperto anche a nuove proposte, perché magari uno gli piace la musica classica, decide quella è la mia musica, mi piace quello, e magari si irrigidisce davanti a una proposta innovativa. Quindi insomma è difficile trovare il gusto incontrare il gusto di tutto il pubblico. Però è affascinante parlarne anche, secondo me, di queste cose. Perché l'arpa? L'arpa? Perché... Non è uno strumento, tutti gli strumenti sono belli, anche il triangolo, no? Però l'arpa in genere viene poco in mente, adesso poi io non so, ma qualcuno pensa il piano, il violino, al limite come si chiama, il flauto. La figlia di un mio compagno di classe suona il fagotto, tra l'altro, capito? Sì. È uno strumento altrettanto particolare. Però l'arpa... Allora, il tutto nasce tantissimi anni fa, quando io ero una bambina, ero piccola. Mi era capitato di vedere un'edizione del concerto di Capodanno al Musikverein, quindi dei Wiener Philharmoniker. Quello vero, diciamo. Esatto. Inutile andare a fare tante storie. Esatto. E quello che mi aveva colpito era il suono di questo strumento, in particolare durante l'esecuzione del valzer sul Bel Danubio Blu. Però io non ero in grado all'epoca, penso di aver avuto 3 anni circa, di riconoscere a quale strumento appartenesse questo suono. Se non che poi nel corso degli anni io avevo chiesto più volte ai miei genitori appunto di poter studiare quello strumento che produceva quel suono, perché non ero in grado di esprimere appunto quale strumento fosse in realtà. Però all'epoca, a parte il conservatorio, a Trieste non c'erano delle scuole di musica che avessero questo strumento. E appunto quando io ero alle elementari mio papà lavorava all'Università Popolare di Trieste, si occupava dei corsi sia di lingue che di musica, e grazie a questa possibilità io avevo provato un po' tutti gli strumenti musicali. Però mi ricordo che avevo detto subito ai miei genitori, ma quello strumento che fa quel suono non c'è. Successivamente, circa una decina d'anni dopo, mi è capitato tra le mani un dépliant di un insegnante di arpa che insegnava al di fuori del conservatorio, e quindi quando io poi sono andata, ero più grande e quindi avevo la possibilità di accesso anche a YouTube, ecco, ero riuscita ad associare quel suono a quello strumento, e quindi avevo chiesto ai miei genitori di poter suonare questo strumento. Qual è la difficoltà? Intanto è uno strumento, adesso dirò una scemenza e in quel caso correggimi pure, appannaggio quasi sempre di donne. Io raramente nelle orchestre vedo un arpista uomo, adesso non so se... Allora, questo è uno dei falsi miti.
perché in realtà l'arpa nasce come strumento prettamente maschile. E diciamo che è stata Maria Antonietta a sfatare questo mito. Quindi sempre lei combinate. Esatto, da quel momento è diventato uno strumento appunto accessibile anche alle donne. E in realtà ci sono grandissimi arpisti che suonano l'arpa classica all'interno delle orchestre, si esibiscono anche come grandi concertisti solisti accompagnati dalle orchestre. Ci sono anche diversi insegnanti che sono uomini che insegnano questo strumento e ci sono anche diversi bambini che vogliono imparare. Io stesso nel mio piccolo parterre di allievi ne conto ben 2, uno più piccolo che proprio è lui innamorato perso dell'arpa e uno più grande invece delle scuole superiori e lui si è innamorato dello strumento sentendo la sorella suonare. Prima ha cominciato la sorella e poi ha cominciato anche lui. Ma i genitori saranno però è una cosa un po' affascinante perché molto spesso si pensa, no? Sì, l'arpa anche è uno strumento femminile, però in realtà se noi pensiamo anche all'iconografia antica, noi pensiamo a Re Davide che suona l'arpa, per esempio. Sì, è vero. Ecco, per esempio anche all'interno di opere che si trovano in Irlanda, molto spesso sono raffigurati uomini. Infatti il più grande compositore, anche considerato il più grande compositore per l'arpa irlandese, era un uomo. Non una donna. Adesso invece di arpisti ne abbiamo tantissime, abbiamo tanti classi, siamo molto più fortunati, abbiamo una classe del conservatorio qui a Trieste che insomma sta fiorendo e quindi ci sono diverse possibilità. E qual è la difficoltà dello strumento? Perché credo che sia una difficoltà anche non so se è corretto il termine, pure nel maneggiarlo. La difficoltà è un po' in tutto perché è abbastanza ingombrante. Allora, diciamo che solitamente si inizia a studiare dall'arpa irlandese, dall'arpa celtica. Noi comunemente la chiamiamo celtica, però sarebbe più corretto chiamarla arpa irlandese. Si comincia da quella perché è più leggera, la tensione delle corde è minore e quindi è più facile, insomma, imparare a suonare una breve melodia. Poi con l'andare del tempo, quando l'allievo decide quale tipo di studio intraprendere, allora uno può decidere di rimanere sull'arpa irlandese o piuttosto fare il grande salto sull'arpa a pedali. L'arpa classica ha anche la difficoltà della pedaliera che invece noi nell'arpa irlandese non abbiamo. Tra l'altro credo, adesso non vorrei fare una gaffe, ma l'arpa irlandese si sente nella colonna sonora di quel film meraviglioso che è Barry Lyndon. Assolutamente, ecco, sì, certo. Che ha anche un nome, quel brano non me lo ricordo mai. Credo sia La ragazza d'Irlanda, se non ce n'è più di uno. All'interno di quel film c'è più di un brano che riprende appunto questa tradizione musicale. Però, devo dire la verità, anche nella musica pop c'è. Per esempio, se si sta ben attenti alle origini di Ed Sheeran, che ha origini irlandesi, in alcuni brani si sente la ritmica dell'Irlanda e ha anche qualche riferimento a dei brani che solitamente vengono suonati con l'arpa. Tra l'altro la mia generazione era, come posso dire, perseguitata da un brano per arpa che era quello dell'intervallo. Quindi qualcuno di noi associa l'arpa alle capre, nel senso che molto spesso si vedeva spesso viene chiesto: sai suonare quella delle pecore? Ecco. Sì. In realtà è un brano, immagino sia un brano chiaramente per arpa a pedali, non per arpa irlandese, no? Toccata di Paradiso, il titolo. Quindi però molte volte anche i miei genitori l'intervallo della Rai. Quello è. Allora, così siamo planati al programma di sabato 27 maggio, inizia alle ore 18, riflessioni percussive. Sì, allora, a settembre scorso, quando Marko Jugovic, che è l'artista che andrà ad esibirsi, è appunto un altro triestino che vanta già un curriculum notevole con anche collaborazioni con l'orchestra della Rai. Anche lui è giovane, accidenti. Sì. E mi ha proposto questo titolo molto suggestivo, mi ha veramente incuriosito. Infatti io gli ho detto: guarda, solo dal titolo mi piace.
Quindi mettiamolo in calendario per l'edizione di quest'anno. E quindi andremo un po' a esplorare quello che sono le percussioni. Euterpe non ha mai ospitato un concerto di questo tipo. Ritenevo fosse il momento giusto per proporre qualcosa di veramente nuovo e qualcosa che anche una serie di strumenti, perché ci porterà veramente delle cose particolari come la marimba, il vibrafono, insomma non strumenti che si vedono ogni giorno. Il vibrafono viene considerato? Anche. Sì, per forza. E quindi avremo questo repertorio interamente per percussioni, quindi sarà una scoperta per tutti quanti. Ma anche lo xilofono è strumento di Sì, certo. Ecco, qua è strano perché magari qualcuno pensa alle percussioni e ha in mente come si chiama, i timpani, i tamburi, adesso sì, piatti, cose di questo genere. Quelle cose là, dove ecco, magari lo xilofono magari uno anche per il suono che emette non lo collega. No, però è comunque uno strumento a battente, ecco. Anche tutto lo strumentario che di solito si utilizza all'interno delle scuole primarie, quindi legnetti, triangoli, tutte queste cose qui, sono tutti strumenti a percussione che poi Carlo Orff, che era un didatta della musica, ha utilizzato per creare questo sistema di avvicinamento dei bambini alla musica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Vero anche che i bambini, se gli regali un tamburo, già sanno come devono muoversi, come quando gli regali un pallone, sanno subito che devono calciarlo e col tamburo sanno sempre Sì, capiscono subito, è immediato, no? Sì. È un discorso... Genitori contentissimi perché... sì. Allora, ci sono musiche di autori non noti, diciamolo, insomma. Perché... Esatto, perché andiamo ad ascoltare qualcosa che è nuovo anche, quindi non è così consueto. Mi piace ricordare il fatto che ci saranno delle composizioni come delle prime assolute e anche delle composizioni del docente del Conservatorio Tartini di Trieste, Fabian Perez Tedesco, che è appunto docente di percussioni e che è anche un compositore, quindi verranno eseguiti anche dei suoi brani. E poi c'è una cosa molto, molto bella, nel senso che ogni concerto, no, viene introdotto da uno ancora più giovane, quindi proprio da uno studente che spiega che cosa si andrà. Cioè, anche questo è molto bello, no? Cioè dare a dei giovani, in questo caso addirittura a dei ragazzi, no? Il compito di spiegare, di aprire che non è... Diciamo che allora l'anno scorso ho avuto questa prima idea, che avevo poi sottoposto al presidente Varrecchia, di poter inserire, oltre agli artisti che insomma comunque vantano dei curriculum notevoli, anche dei ragazzi giovani che potessero fare una prima esperienza e confrontarsi per le prime volte con un pubblico. E quindi abbiamo interpellato sia il liceo musicale Carducci Dante che i laboratori musicali della Scuola Media Iulia e in questo caso invece collaborerà con noi la sezione musicale della Scuola Caprime, cioè l'istituto comprensivo di Valmaura. Ancora più piccolo, più giovane. Sì. Anche l'ultimo concerto che c'è stato c'era un ragazzino delle medie che suonava. Questo poi ha un nome, adesso si chiama Magenta di nome. Sì, un nome particolarissimo. Un nome molto particolare, io poi ho dei trascorsi con il Rocky Horror Show, c'è un personaggio che si chiama Magenta, quindi insomma... E come fanno? Cioè, studiano, si preparano? Studiano con i loro docenti nelle ore curriculari, nei casi appunto del liceo musicale o sezioni musicali. Invece nel caso della Iulia hanno dei laboratori musicali dopo il termine della giornata scolastica a cui i ragazzi si iscrivono, c'è un'offerta naturalmente di strumenti diversi e loro si preparano con questi docenti durante il corso dell'anno e poi quando sono pronti possono partecipare a appunto questi concerti, quindi aprire i concerti. Nella preparazione di una stagione, no? Quanto un direttore artistico deve rinunciare a quello che gli piacerebbe sentire?
Beh, allora, domanda dolente. No, in realtà diciamo che non è che io rinunci molto. Io penso sempre a un pubblico variegato. Mm-hmm. Che cosa potrebbe piacere a un ascoltatore che ha studiato musica? Che cosa potrebbe piacere a un ascoltatore che non sa nulla di musica d'arte? Mm-hmm. Che cosa potrebbe piacere a un pubblico più di adulti? A un pubblico più di giovani, e dopo cerco di fare un mix che possa andare bene un po' per tutti, almeno spero di incontrare appunto il favore del pubblico. Ma c'è adesso utile, un autore o quantomeno dei brani che vanno bene per tutte le stagioni? Ma diciamo che la musica d'arte è quella più conosciuta, quindi i pezzi che si possono sentire anche all'interno dei teatri o facilmente anche cercandoli su YouTube, sì. Ecco, sono dei brani che più o meno vanno sempre bene, perché sono famosi, il pubblico già li conosce, già dalle prime note si sente a casa, cioè si sente all'interno di una cornice che riconosce e quindi non ha difficoltà nell'ascolto, l'ascolto anzi scivola via molto facilmente. Sì. In altri casi invece in appunto programmi più di ricerca è un po' più difficile. È più difficile, però secondo me è anche molto importante la parte diciamo formativa di questi concerti, cioè trasmettere la conoscenza. Perché sennò sentiremmo sempre i soliti. Esatto, sarebbero sempre i soliti, e soprattutto anche perché noi abbiamo un grosso patrimonio culturale qui a Trieste che non solo risale al passato così vicino a noi, ma anche parliamo anche di 100-120 anni fa, quindi è importante anche la valorizzazione di questo grosso patrimonio culturale che noi abbiamo, e quindi io ringrazio sempre il Lumen Armonicum per l'attività proprio di ricerca, di riscoperta di questo repertorio. Naturalmente però è sempre importante guardare anche un po' il futuro, certo, sì, perché sennò veramente... quindi questo concerto ne è un po' anche l'esempio, insomma, che è importante dare sempre un punto di vista anche verso il futuro, verso quello che saranno le nuove frontiere del suono e la nuova ricerca anche musicale. Allora, ricordiamo che il concerto conclusivo della stagione di Euterpe 2022-2023 esatto. È in programma appunto sabato 27 maggio 2020, sabato 27 maggio alle ore 18 nella sala della Piccola Fenice. L'artista che si esibirà è Marko Jugovic, e i biglietti dove si acquistano? I biglietti si acquistano o al Ticket Point oppure direttamente il giorno del concerto ci sarà la possibilità appunto di acquistare il biglietto. Grazie allora ad Elisa Manzutto, che di Euterpe è la direttore artistico, quando vedi che va benissimo, cercando sempre di dire, buon lavoro e complimenti. Grazie mille. Dopo la pubblicità rimaniamo in tema di arte performativa e in tema di giovani anche, diciamolo, insomma, mi costa un po' però. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. C'è stata una sorta di ricongiungimento familiare, perché non sapevo che assieme con Elisa Manzutti siete, Giacomo Seguglia, buonasera, cugini, insomma, lontani cugini, sì. Cugini. Vedete che qua tutto il mondo è paese. Allora, intanto grazie per essere, è la prima volta che sei ospite di Trieste in diretta, quindi la prima volta che noi possiamo parlare un pochettino più a lungo. Un debutto. È un debutto. Allora, domanda, guarda, cominciamo con la domanda: come si diventa attori? Forse lo si è già. No, nel senso che deve essere, secondo me, una forte vocazione, deve esserci un forte interesse a scoprire, cercare, studiare, sviluppare idee, e dico questo in maniera voluta. Non metto al primo posto il dover fare una scuola, un'accademia, perché non è l'unica via.
Quindi per diventare attori sì, è consigliabile, ci sono delle buonissime accademie o istituti di arte drammatica dove si può sperimentare, però poi il grosso lo si fa sulle tavole del palcoscenico, lavorando, e anche fuori, secondo me in maniera individuale, essendo curiosi, cioè stando sempre lì in attesa di anche con le antenne, assolutamente, trovare cose nuove, ispirazioni, parlare, ma anche di incontrare personalità artistiche di altri campi. Sì, cioè, essere aperti anche. Assolutamente, sì. Se posso chiederlo, penso di sì. Quando tu l'hai detto a casa, cosa... Ma in realtà fin da bambino sì, l'avevo fatto, e quindi si erano forse rassegnati che non avrebbero avuto un figlio avvocato, medico o ragioniere. Però è anche, devo dire la verità, adesso io ho molto rispetto e molta stima di voi giovani che intraprendete questa carriera, perché, diciamolo, probabilmente non è mai stata semplice. E in questi anni abbiamo visto, non vorrei, io cerco ogni puntata di non riferirmi alla pandemia, però non si può... Ma c'è stata, quindi se non possiamo eliminarla. Non è semplice, ecco, diciamo. No, però lo dico sempre a tantissimi amici e conoscenti o non solo, dico, adesso come adesso ci sono tantissimi altri mestieri, lavori che comunque non danno la sicurezza che magari poteva esserci un tempo. Quindi a maggior ragione io credo che uno debba seguire la propria strada, cercare di fare quello che gli piace, e con sempre la libertà di poter cambiare. Tu ti ricordi, vabbè, immagino di sì, però diciamo come posso dire, la prima volta ufficiale guarda, una volta... Ufficiale... Sì, non so se è ufficiale, ma per me lo è, e sono fiero di dire ho cominciato in ricreatorio. No, volevo arrivare a questo, Marco, che ci sarei arrivato comunque, ma lo introduco qua come riflessione. Una volta parlavo con Giorgio Amodeo. Giorgio Amodeo, certo, è un nome, a parte che porta anche un cognome importante per il teatro a Trieste, eccetera, però Giorgio è un personaggio di riferimento. Lui si tiene, secondo me, fin troppo in disparte, eccetera, però insomma è un personaggio, anche lui ha fatto il Dante, eccetera, e lui disse una cosa una volta, disse se uno frequenta il conservatorio gli viene riconosciuto un titolo di maestro, dice chi frequenta un'accademia, chi frequenta la scuola di teatro non gli viene riconosciuto un titolo. Certo, questa è una cosa abbastanza italiana. Sì, io questo non ricordo, però mi sembra che anche lui lo abbia detto. Nel resto, in altri paesi invece c'è questo riconoscimento. Adesso si va tanto, i francesi, diciamo la verità, rompono un po' con le balle, diciamolo, però in certe cose sono, secondo me, giustamente sciovinisti. Quando si vede nei titoli dei film e con XY Sociétaire de la Comédie Française, quel Sociétaire de la Comédie Française ha un significato. Questo mi serve proprio per chiedere se ti ricordi la tua prima volta ufficiale d'attore, ecco, insomma, dopo aver frequentato l'accademia, dopo aver fatto... sì, diciamo il primo lavoro con la matricola ex Empals, quindi con i contributi pagati. Il primo lavoro pagato. Sì, esatto, chiaro. Fu il Mittelfest nel 2013, se non ricordo male, uno spettacolo mastodontico, una roba enorme, era Microcosmi, per la regia di Pressburger, al Mittelfest di Cividale, 7 ore e mezzo di spettacolo, molto impegnativo. Io ero ancora... Anche per il pubblico. Assolutamente, sì, pensavo a quello prima di tutto. Ero ancora studente alla Nicopepe di Udine, e ci avevano dato la possibilità, l'opportunità di affiancare altri attori professionisti in questo grande viaggio. E lì sì, fu la mia prima volta ufficiale, insomma, dopo l'accademia, insomma, stavo finendo, dove mi sono affacciato un po' sul mondo del lavoro, ecco. E l'impressione che ne avesti era quella che immaginavi? Perché c'è sempre, come dire, la pratica può in qualche modo
come dire, essere differente dalla teoria, insomma. Chiaro, sì, perché comunque già frequentavo abbastanza il mondo del teatro, non era così sconosciuto, quindi già avevo un po' le idee su come sarebbe stato. Poi ovviamente nel momento in cui lo fai, certo è diverso, però non ho scoperto cose eclatanti. Che avevi già in mente. Sì, sì. Poi, correggimi se sbaglio, anche abbastanza rapidamente dopo questi esori, voi siete andati anche ad Avignone, no? Sì, con la mia classe. Cos'era, 2015? Cos'era? 2014. 2014. Sì, al Festival di Avignone. Avignone oltretutto è una città bellissima, è una cosa meravigliosa, sta vicino a Marsiglia, quindi chi andasse da quelle parti faccia un salto, perché assolutamente, i dintorni sono favolosi, paesaggi fantastici. E sì, con La Mandragola di Machiavelli, un po' in francese e un po' in italiano. Grammellottavi o... Anche. Sì. Potevo permettermi di fare un po' un bel mix, e quella è un'esperienza magica che io porterò sempre nel cuore, ma lo dico non... ma capisco. Frasi fatte, no, veramente un'esperienza, anche perché, per chi non lo sapesse, il Festival di Avignone dura un mese, in cui per un mese ci sono all'incirca 1200-1300 spettacoli nei posti più diversi, dalla cantina al garage alla corte interna di un palazzo, vengono allestiti spazi, le Palais du Pape, oui, dove avvengono però gli spettacoli più grossi del festival insomma gli spettacoli più grossi del festival ufficiale, e poi c'è il festival off, con tutte, che è sempre ufficiale, però diciamo le compagnie indipendenti, lo zoccolo duro, i lavoratori. Eravate come compagnia dell'Accademia? Sì, okay. Come Nico Pepe, e siamo andati appunto con La Mandragola, e si lavorava dalle 9:30-10 di mattina fino all'1 facendo le parate. Cioè si girava per la città vestiti da personaggi, e noi facevamo delle piccole scene, tratte ovviamente dallo spettacolo, ai tavolini del bar, quindi ci avvicinavamo furtivamente agli avventori, attaccavamo qualche piccolo dialogo, qualche piccola battuta, e da lì si entrava un po' in contatto con il pubblico, e poi si diceva... Che cosa si impara anche? Là si impara a sopravvivere, perché per un mese ogni giorno replica, solo il 14 luglio c'è pausa per... Almeno quello. Esatto, perché i francesi, sappiamo, il 14 luglio per la Bastiglia, insomma, c'è la grande festa nazionale, quindi lì si ferma tutto. Ma per il resto si lavora dalla mattina alla sera con queste parate, quindi cercandosi il pubblico, perché voi immaginate bene, con 1300 spettacoli il pubblico è tantissimo, però ci si deve guadagnare il pubblico persona per persona, dando i volantini dello spettacolo, portando in giro le locandine, appendendole nei posti più disparati. Consiglio a tutti di guardare sulle immagini di Google Festival di Avignone, si vedono le immagini, ci sono locandine appese sugli alberi, una sopra l'altra, c'è gente che si arrampica sui pali della luce, è un Far West. Però per guadagnarsi il pubblico, è il vero il campo di battaglia. Che poi dopo ogni sera vi esibivate? Sì, noi in realtà eravamo all'ora di pranzo, lo spettacolo era all'aperto a mezzogiorno e 45, ma in realtà si stava bene, c'era un enorme albero che copriva... Sì, no, era veramente suggestivo, la Cour du Barouf, dove appunto recitavamo, e poi si continuava dalle 3 fino alle 7 con altre parate. Senti, parliamo, io non ne posso più, ma insomma, parliamo del Barbiere di Trieste, nel senso che... Mi spiace. Ma questo però, a me piace questo, perché te lo coltivi, cioè è come una creatura, nel senso, cresce con te, devi nutrirlo. Cambia un po'. Sì. L'ultima volta era al Bobbio, credo un mesetto fa circa. Sì, subito prima di Pasqua. Ah, prima di Pasqua, quindi un po' di tempo fa. Sì. Qui è un po' anche, voglio dire, c'è un mix di tante cose, no? Perché c'è un po' di commedia dell'arte, c'è una certa anche ricerca, c'è un... non so se ha senso, come anche il gusto della parodia, se vogliamo. Sì, c'è un po' di tutto, è vero. Abbiamo cercato di far uscire
tutto quello che si poteva da quell'input che era appunto prendere un testo classico come Il Barbiere di Siviglia di Beaumarchais, tradotto da me e ambientato insomma a Trieste nel fine Settecento, e provare a giocare anche un po' con la triestinità, sì. Quindi scherzarci un po' su, ma sempre cercando di creare un prodotto che avesse una certa qualità, insomma non scadere necessariamente in qualcosa di troppo comico, scontato, sì. Ma mantenere diversi livelli. Che è un di rischio lettura. sempre presente, no? Quello sì, che dico sempre, si può fare, se uno è consapevole sì, della scelta che fa, perché no? Non ho pregiudizi su generi o stili teatrali o artistici, basta che uno sia consapevole e voglia farlo in maniera cosciente. Può capitare, allora, al cinema, quando si percepisce, e si percepisce delle volte, che gli attori si divertono fra loro, al cinema non funziona, cioè il pubblico vede che c'è qualche cosa che non va, a teatro quando vedi che gli attori si divertono, sempre poi che non finisca che non sbracchino, chiaro. eccetera, però c'è un coinvolgimento particolare da parte del pubblico, probabilmente quando ciò avviene in maniera spontanea, quando non è costruito. Assolutamente, ma credo proprio perché sia il fatto dell'essere lì in quel momento sì. con loro, col pubblico. Magari nel film, essendoci il medium, c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso. Invece col pubblico necessariamente instauri un rapporto diretto e poter in qualche modo gestire il respiro del pubblico è una cosa molto crudele, ma al tempo stesso eccitante. Insomma, sei lì che tieni tu un po' le redini del pubblico. In quanto tempo si impara a capire l'umore del pubblico e a eventualmente correggere in corso d'opera? Perché anche questo fa parte del... Cambia sempre. Non ve lo insegnano, però credo faccia parte anche del mestiere. Lì bisogna essere un po' pronti, svegli e cercare di capirlo il prima possibile. Una volta che lo si intuisce, lo si capisce, poi ci si diverte. Però ovviamente ogni volta è diverso perché il pubblico è diverso, lo spettacolo è diverso, e quindi c'è sempre un po' quel rischio, ma stasera come andrà quella scena, ad esempio nel Barbiere, dove c'è una scena molto partecipata col pubblico che interagisce in maniera molto forte. Ogni volta c'è quel dialogo con un mio collega che mi chiede: ma stasera andrà? Dico: ma sì, dai, ovviamente andrà anche stasera, glielo dico sempre, e alla fine per fortuna va. Però c'è sempre quel rischio, quel momento di dubbio, perché devi necessariamente gestire il momento, lic et nunc, non ci scappi. Com'è Davide Calabrese come regista? Io mi sono trovato molto bene, molto rigoroso, sa quello che vuole, da subito non ha tentennamenti, ha una griglia molto ferrea di lavoro, e che è un bene perché ti permette di poter trovare la libertà all'interno delle regole, che è un po' la cosa fondamentale anche per l'improvvisazione. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché in genere io e Calabrese abbiamo una certa sintonia di gusti e a lui non piace una cosa che io invece trovo irresistibile, forse l'ho già detta, ma abbiate pazienza, io ho un'età in cui comincio a ripetermi. A me piacciono le battute che arrivano tardi. Sappiamo. Lo sappiamo. Quelle sì, quelle che arrivano un po' dopo, no? Quando quando il pubblico ride, magari quando già sta incominciando la battuta successiva, perché quella di prima, non so, non credo venga posta male. Secondo me poi ci sono delle battute che proprio nascono per arrivare tardi. Cioè si scrivono proprio in maniera tale che... A lui questo non piace, a me sì. E visto che siamo tra noi, siamo io e te, non c'è Calabrese, dico anche a me piacciono queste qui. No, ma certo. sì, beh, Calabrese è vecchio, insomma. Ma certamente. Si finge, secondo me si tinge anche i capelli. No, a parte gli scherzi, però a me piace sempre variare. Un po' giocare a sorprendere il pubblico. Sì. Quindi se magari ci sono 2 o 3 battute molto dirette, immediate, poi metti quella che arriva un po' dopo e spiazzi un po', cerchi di variare anche il ritmo.
Senti, volevo farti una domanda un po' particolare e vediamo se riesco anche a formularla in un certo modo. Allora, questo forse vale più per un certo tipo di spettacolo, magari anche di teatro danza e di cose di questo genere. Molto spesso gli attori, soprattutto un certo tipo di attore magari, deve chiedere molto anche al corpo, deve anche esibire il corpo. Io ho parlato una volta con Giuseppe Sartori, che è uno degli attori di Ricci Forte, secondo me anche uno degli attori della sua generazione nemmeno fra i più promettenti, perché è bravissimo, secondo me è straordinario. E Ricci Forte, che è questa compagnia di teatro danza, più sulla danza che sul teatro, se vogliamo, però chiede molto agli attori anche dal punto di vista dell'esibizione del proprio corpo. Fisico proprio. Fisico, sì. E anche poi Sartori dice, quando entri in un certo ragionamento, nemmeno ti preoccupi di certe cose. Vuol dire, è comunque un passaggio particolare, necessita di un'accettazione, oppure fondamentalmente proprio il discorso è: questo è il mio lavoro, mi viene chiesta una cosa che per altri potrebbe sembrare spinta o no, devo farla? Ma credo che se il progetto generale di quel lavoro ha un senso, lo si coglie già in fase ovviamente di prove, di creazione, e lo si condivide, si entra in quell'atmosfera, in quel viaggio artistico di creazione che non pone più questi interrogativi. Cioè, una volta che si è sulla barca si naviga. È più un problema che magari ci poniamo noi spettatori. Sì, o magari anche noi ci poniamo una volta finito o quando si è fuori, perché una volta che si è dentro si è in qualche modo annebbiati dalla creazione artistica. E senti, il momento della prova io credo sia, bisognerebbe sempre riprendere le prove, no? Perché desumo che al di là di quello che poi si vede sul palcoscenico, il momento della prova è quello più appagante, paradossalmente, dove forse il mestiere arriva prima ancora che dove il mestiere conta prima ancora che sul palcoscenico. Sì, però aggiungerei un aggettivo: appagante ma anche frustrante. Perché? Perché nelle prove si alternano momenti in maniera così, senza soluzione di continuità, di euforia, sì, nello stesso momento questa cosa funziona, e momenti di down in cui uno dice oddio, non ne usciamo vivi, e quindi la disperazione prende il sopravvento. Però no, sì, assolutamente, quando si lavora bene in un gruppo, la fase creativa è meravigliosa. Allora, mancano ancora 6 minuti, quindi però prima non vorrei dimenticare, adesso cosa stai preparando? Adesso studio, perché appunto, ma anche lirica, perché poi anche come se non bastasse, questo pure canta. Sì, studio canto lirico, e adesso a breve cominceremo le prove di 2 operette al Teatro Verdi, Il Paese di Campanelli e L'Orfeo all'Inferno di Offenbach, e quindi sarò impegnato in queste 2 produzioni a maggio e giugno, fino ai primi di luglio, e poi invece torno nella prosa. Il 21 luglio metteremo in scena Trio in Mi bemolle di Éric Rohmer, che è l'unico testo teatrale capito. Prima mi sembra di aver capito male Rohmer, il regista. Sì, il grande regista della Nouvelle Vague, e ha scritto questo testo appunto in 7 quadri, con un dialogo tra 2 amici, amanti, non si capisce bene, con un terzo incomodo, per questo il trio, con la presenza costante di 3 musicisti, perché è ispirato a è un po' costruito sulla falsariga della struttura del trio di Mozart, K498, il trio dei birilli, con continui riferimenti musicali anche all'interno del testo. Chi siete? Saremo in scena io e Zoe Pernici, la produzione della Contrada, e saremo il 21 luglio al Museo Sartorio per Trieste Estate.
e ci tengo a sottolineare che lì ci sarà proprio la musica dal vivo con 3 giovani musicisti al pianoforte, clarinetto e viola che accompagneranno quindi le parole di Romer. E tu non canti? No, stavolta no. Stai tranquillo. Alterniamo un po', dai, sì. Senti, adesso tu hai, insomma, quanti anni hai? Che età hai? Si può dire in televisione? Io ho detto la mia, per cui... Sì. Beh, 31 ne ho. 31, vabbè. Non so se scontento o accontento qualcuno, vabbè, io l'ho detto. Me dà nervoso, ma insomma... Ma senza barba ne dimostro ovviamente 25, Sì, per gamba. Però, giustamente, anche se sei giovane, immagino che per quanto riguarda il repertorio, so che non si dovrebbe fare questo tipo di domanda, però io la faccio ugualmente. C'è un ruolo che vorresti fare, che magari, e che magari, come posso dire, non arrabbiare, e che magari sai che non potresti fare per tutta una serie di ragioni, perché è troppo giovane, perché è troppo... Cioè, Gassman mi sembra di capire che non ha mai fatto Re Lear, se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidaggine, perché non si sentiva mai dell'età giusta per fare quel personaggio e poi non è più riuscito a farlo. Ma voglio dire, c'è qualche volta che dice, io questo non vedo l'ora di farlo. Beh, mi piacerebbe sicuramente qualche Shakespeare di quelli... Tosti. Molto profondi, però non ho un desiderio imminente. Mi piacerebbe, ho qualche sogno nel cassetto di qualche ruolo da vecchio. Vedo molto in là qualcosa, appunto come potrebbe essere un Re Lear, qualcosa verso oltre la maturità, non so come dire. Poi c'è anche... Perché nella fase così di gioventù, se così possiamo definirla, sono forse un po' più bulimico, mi piacerebbe fare un po' tutto e quindi non so mai come... È una domanda un po' difficile dire qualcosa di... Una volta più o meno alla tua età, perché poi questo insomma quando si entrava quelle volte nelle compagnie non è che si poteva andare troppo per il sottile, quello che dovevi fare. Assolutamente. Walter Matthau ha dovuto fare, anche lui credo a 30, sì, poco più di 30 anni, ha dovuto fare la parte di un vecchio di 86 anni. Lo fai, cammini, faremo tutto, cammini un po' curvo, certo. fai quelle cose un po'... No, invece una cosa su un qualcosa che non potrei mai fare, secondo me, è forse qualche ruolo da cattivo, di quelli brutti con la voce di quelle profonde, grattate dal fumo. Perché? Io mi trovo una voce da tenore leggero, quindi molto acuta. Però quindi... in genere quelli sono i personaggi più, come dire, più affascinanti anche, no? Sì, ma perché no? Insomma, ognuno ha i propri gusti. A parte gli scherzi. Però sì, mi piace molto lavorare sulla voce, cercare in tutti i campi, dalla recitazione, dal canto se non altro perché fai canto, immagino, anche in virtù di una curiosità sulla assolutamente, voce. Un lavoro sulla voce sì. che non si esaurirà mai, cioè la scoperta della propria voce è una cosa che continua ogni giorno e quindi trovare qualcosa di vocalmente estraneo dalle mie corde. Poi ti racconto una barzelletta, non posso farlo qua in quindi pubblico. Dopo mi dispiace per il pubblico, ve la racconterò magari privatamente. Sì, qui ti autorizzo. Allora, quindi prossimo appuntamento sono queste 2 operette che insomma è anche bello sottolineare che torna il festival dell'operetta, quindi questo è una bella cosa, e poi appunto il 21 luglio questo trio in mi bemolle di Eric Romer. Allora noi chiudiamo, grazie a Giacomo Seguglia per essere stato grazie a te. La prossima volta che vieni tagliati sti capelli perché veramente comincio a... Li lascerò, non diciamoglielo. Comincio a non poterne più. Grazie e buon lavoro. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Ci vediamo con Trieste in diretta martedì alle ore 18. Grazie a tutti e buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.